Anche a Favara, come in tutto il mondo, in occasione di San Valentino si è dato corso al flash mob internazionale One Million Rising, ovvero 1 miliardo in rivolta. Una grande mobilitazione che invita donne e uomini a unirsi per dire basta a ogni forma di violenza e discriminazione, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull'amore consapevole. È stata una manifestazione partecipata e ricca di significato, organizzata dall'amministrazione comunale di Favara con l'assessore Carmen Lopresti, in collaborazione con l'Istituto Superiore Ambrosini Martin Luther King, diretto da Mirella Vella, il Centro Antiviolenza Gloria Sportello LGTBQ, presieduto da Liliana Militello, e la Consulta Giovanile di Favara. Un grande cuore a simboleggiare il tema scelto per l'edizione favarese, Amore senza catene. Flash mob che ha posto al centro il valore di un amore libero da possesso, paura e sopraffazione. Protagonisti assoluti sono stati gli studenti che con grande partecipazione e creatività hanno animato il flash mob attraverso canzoni, balli, momenti di riflessione condivisa. I ragazzi hanno realizzato cuoricini colorati, arricchiti da messaggi e scritte per dire ti amo in modi diversi, inclusivi e rispettosi, trasformando parole semplici in potenti simboli di cambiamento. Ogni gesto, ogni frase, ogni movimento ha ribadito con forza un messaggio chiaro: no alla violenza, sì al rispetto, alla libertà e alla dignità di ogni persona. Sentiamo gli organizzatori, ma anche gli studenti. Oggi abbiamo voluto celebrare l'amore perché in ogni sua forma, attraverso questi cuori che i ragazzi del Martin Luther King hanno realizzato e li abbiamo appesi in tutta la piazza decorandola, abbiamo detto ti amo in modi diversi, perché si pensa a volte che dire ti amo sia soltanto una frase composta da 2 parole, ma si può dire ti amo in modi veramente diversi. Stai attenta, sei arrivata a casa, hai mangiato, prendersi cura, perché per me l'amore è prendersi cura di qualcun altro. È stata un'iniziativa in collaborazione con il Martin Luther King, per questo ringrazio la preside, ringrazio Rianna Vassallo e anche in collaborazione col Centro Antiviolenza Gloria, quindi grazie anche a Liliana Militello e tutti i ragazzi che sono stati veramente preziosi, rappresentanti di istituto della consulta studentesca. Grazie alla coesione di tutti siamo riusciti veramente a fare qualcosa di magnifico. Sì, e lo abbiamo fatto partecipando anche noi al Flash Mob One Billion Rising, che è appunto un flash mob che viene fatto in tutto il mondo il giorno di San Valentino, e oggi abbiamo voluto esserci anche noi. Amore senza catene, amore in tutte le sue forme, quindi diamo proprio un inno alla vita, un inno all'amore. L'Istituto di Istruzione Superiore Ambrosini King, all'interno della settimana dello studente, sono stati i ragazzi a decidere di partecipare a questo momento, a parte disegnando e creando questi cuoricini, ma soprattutto con delle poesie che mi hanno stupita, devo dire, perché hanno scelto di recitare Dante, Amor ca nulla amato, amar perdona, di recitare Catullo, Vivamus mea lesbia atque amemus, e anche sui cuori hanno scritto delle frasi in latino, delle frasi in inglese, delle frasi in spagnolo, per dimostrare come la cultura insieme alla bellezza abbiano fatto questo momento. Quindi il rispetto, la libertà, ma anche la cultura e la bellezza a fondamento di questa giornata. Siamo molto entusiasti come studenti e ringraziamo tantissimo il Comune per l'invito che ci hanno dato e che abbiamo ricevuto, e anche per tutta la calorosità con cui ci hanno accolto in questo evento. Soprattutto siamo rimasti molto entusiasti per i ragazzi perché hanno collaborato tantissimo in questa giornata importante. Inoltre io volevo aggiungere che siamo davvero rimasti molto contenti del risultato appunto di questa iniziativa, e siamo anche felici di esserci uniti al 1 miliardo di persone che anche loro fanno questo flash mob in memoria appunto della giornata sull'amore. Appena il Comune ci ha mandato questo invito abbiamo accettato immediatamente, infatti noi abbiamo voluto portare proprio il tema dell'amore proprio del giorno di San Valentino, inserito poi nel progetto della nostra settimana dello studente, che proprio accomuna tutti gli studenti del Martin Luther King, Ambrosini King adesso. Infatti noi vogliamo dare un ringraziamento più universale a tutto il mondo e soprattutto stare sempre attenti alla tematica dell'amore. Grazie. Grazie a tutti.